Grandi navi a Venezia. Bocciato il canale contorta dal TAR, il Vittorio Emanuele Tresse non è la soluzione migliore e nemmeno l'unica. Parola di Associazione Ambiente Venezia, che da tempo si batte perché il terminal Grandi Navi venga costruito al largo del Lido, come da progetto dell'ex vice sindaco di Venezia Cesare De Piccoli e di Venice Cruise 2.0. Il governo prenda atto di questo annullamento e si rivolga verso quelle soluzioni alternative. Le alternative si chiamano Canale Vittorio Emanuele Isola delle Tresse, il cui scavo è sostenuto dal Comune e da tutte le autorità pubbliche lagunari, e progetto Duferco De Piccoli, ovvero porto esterno per le navi da crociera al largo del Lido. Il canale c'è già, si tratta di fare una deviazione per le Trezze, cioè fare una curva dove si reinserisce sul canale di petrolio. Probabilmente la sentenza del TAR dà possibilità più veloce all'autorità portuale di poter finanziare la progettazione di questo canale, che c'è già, insomma, la realizzazione. Dovremo, siccome io credo che più facciamo in fretta meglio è, mi auguro che questa sia un'intenzione di tutti, per cui prima facciamo la cosa, prima le navi le togliamo dalla Giudecca e da San Marco. Il sindaco va di corsa, per gli ambientalisti invece la fretta fa solo danni. Secondo Ambiente Venezia, sul tavolo della Commissione di valutazione impatto ambientale nazionale non ci sono due alternative. No, è una, perché la Commissione VIA sul tavolo ha solo quel progetto lì. Quello del porto esterno. Quello del porto esterno. Secondo il progetto, il porto esterno potrà ospitare fino a 5 grandi navi, alle quali verrebbero portati 24.000 viaggiatori dalla stazione marittima, usando battelli a basso impatto ambientale. Il canale Vittorio Emanuele, dicono ad Ambiente Venezia, può essere una soluzione perfino peggiore del contorta. Lo scavo non tutelerebbe il delicato equilibrio della laguna. Perché avremo problemi non solo del tracciato del Vittorio Emanuele, che già esiste, che deve essere ampliato, approfondito, ma anche quello che sta a monte per arrivare al Vittorio Emanuele, perché faranno un allacciante che provocherà un danno ambientale enorme su strati piccoli e grandi della nostra